po' lunga, però bueno, io ho fatto le scuole elementari a Pieve, 6 anni con la famosa Florinda, che sicuramente tutti avete sentito parlare di lei. Finito l'ultimo giorno di scuola, andando a casa, ho praticamente rotto tutti i libri. La naia è finita e per me non voglio più saperne niente. Però mio padre mi ha detto: guarda che se vuoi guidare i camion e fare questo, perché mi piacevano quelle cose, devi andare a Caprile, altrimenti non permettono. E allora un'altra naia giù a Caprile all'avviamento, che era ancora l'avviamento in quei tempi. E ho fatto i 3 anni di avviamento. E avevo vinto una borsa di studio per Belluno, per fare l'istituto, però era di industriale di meccanica, che mi piaceva. E un giorno mi chiama Carlo Ragnis, mio zio politico, e mi dice: ma perché vai a Belluno? Se in Agordo c'è la scuola mineraria. I minerari guadagnano bene, vanno per il mondo, eccetera, eccetera. Convinto, mi sono presentato ad Agordo. Ho fatto l'esame di ingresso a Agordo e nel 63 ho cominciato, fino al 68 che ho finito questo in Agordo, la scuola mineraria. Poi ho finito con l'esame di maturità nel 68, sì. Io il giorno dopo stavo lavorando a Cortina da un pezzo, una famiglia che aveva allevamento di mucche, facendo il fieno. Quando mi chiama mia madre per telefono e mi dice: guarda che hanno chiamato dall'istituto per lavoro. Allora ho preso la corriera, sono andato a Pieve di Livinallongo su a Palagai, mi sono messo la giacca e tutto e partito con la corriera il giorno dopo. Arrivo ad Agordo e gli altri compagni erano già partiti. Io sono arrivato alle 8:30 che arriva la Busati e loro erano già partiti alle 7:30. Io non sapevo l'ora, io pensavo che l'intervista era a Agordo, no, non so dove fu, forse a Trento, non ricordo. E allora ho detto al preside Franco Foresi: guarda, io sono disposto a andare anche al Polo Sud. Ah, d'accordo, io ti chiamo. Una settimana dopo mi chiama di nuovo a Cortina e non sono più andato a Pieve. Sono andato per Zoldo, Belluno, Agordo, diretto. E mi dice: guarda che c'è un lavoro in Perù. Perù mi ricordavo che Lima era la capitale, ma qua c'è poco che no, che sì, che non mi piace, che questo e quell'altro. E sono andato a parlare con il signor Giovanni De Col, che era il direttore della miniera. No? E mi dice: se vuoi andare, facciamo tutte le pratiche e avanti. Sì, d'accordo, benissimo. Circa il 10 di dicembre sono partito da Genova e abbiamo fatto tutta una travessia con la motonave Verdi. Erano 3 navi che partivano per il Cile in quell'epoca. Erano passeggeri, erano misti, perché portavano qua il rame del Cile. E allora siamo partiti da Genova a Napoli, a Barcellona, alle Canarie, delle Canarie a La Guaira, Venezuela, Curazao, Colón, Colombia, il canale di Panama, no? Dall'altra parte Buenaventura in Colombia, Guayaquil, Ecuador, finché sono arrivato il 4, mi sembra, il 4 gennaio sono arrivato al Callao in Lima. Sono stati 23 giorni, ma è stato diciamo positivo, perché allora ho potuto praticare anche un po' di spagnolo, no? Mentre credo che sono anche l'ultimo che è andato via con la nave.
Gli altri penso che abbiano fatto tutti con l'aereo, no? Io ho fatto ancora con la nave. Come ti dico, è stato anche positivo. E allora sono salito per la prima volta su un aereo, no? Da Lima a Trujillo, che era una fermata intermedia, e lì ho preso un altro aereo ancora più piccolo, un bimotore, fino a Cajamarca. È stato, è stato proprio da, no, da robe da matti. Il pilota gritava che l'aereo non andava più su e che io guardavo il motore che buttava l'olio e i perni che andavano su e giù e buttava fumo. Insomma, siamo arrivati a Cajamarca. Pensavo trovare a Giovanni De Col. Niente, Giovanni De Col era sulla miniera. Le due uniche volte che ho visto piangere a mia madre è stato quando sono partito con le capre a Varda, che ero 7 anni e piccolo anche di statura, e quando sono partito dal Perù. Proprio mi ha accompagnato un po' per la strada e l'ho visto piangere. Ho cominciato a conoscere le miniere, avevamo 4 piccole miniere, e dopo aver conosciuto le miniere mi hanno detto, tu rimani a carico delle miniere, ma c'era anche da fare la topografia. Le miniere non avevano un piano topografico, non avevano niente. E allora mi sono messo a fare tutta la topografia delle miniere e poi niente, avanti con la produzione delle miniere. È stato un po' scioccante i primi, come si chiama, i primi giorni, i primi mesi, per le abitudini, la forma di lavorare, poi anche con l'idioma, no? C'erano parole uguali però con significati totalmente differenti, allora a volte c'erano delle incomprensioni però anche graziose, no? È subentrata una ditta grande che è Buenaventura in castigliano, una ditta mineraria peruviana, una delle più importanti, in quei tempi una delle più importanti. E ha comprato la maggioranza delle azioni della ditta senza dove lavoravo. E allora lì ho conosciuto il principale, una persona eccezionale, e l'ho accompagnato per la miniera. E mi è piaciuto il suo stile di vedere le cose. E 2 anni, sì, 2 anni dopo, vabbè, io ho avuto dei problemi là con il direttore, non andavamo d'accordo e allora ho detto no, io me ne vado. E lì sono partito, sono venuto in Italia dopo 7 anni che ero partito, sono venuto in Italia per fare 3 mesi di ferie, ecco. E da là sono ritornato in Perù perché qua in Italia di miniere non si parlava tanto, non c'era, mentre in Perù è un paese minerario, definitivamente, no? E allora sono tornato là e mi hanno chiamato nella miniera del principale, no? Buenaventura, perché io avevo fatto un stage di un mese e mi conoscevano già, no? E le mie ferie l'ho fatto in miniera invece di andare al mare. E allora mi hanno chiamato e sono andato sulla miniera la principale che io avevo, no? E sono entrato come capoturno.
nel 79, questo è successo nel 75, sono entrato nel 79, sì, 79, stavo andando in ferie e mi hanno chiamato in ufficio, il principale mi ha detto vieni qua, voglio che tu vada all'Ecuador, no? Perché si era associato con una piccola miniera lì in Ecuador, no? E fatto 15 giorni di ferie sono partito per l'Ecuador. E difatti era una miniera, cioè le miniere del Perù sono sui 4.000 metri, Vulcani 4.200, eccetera, e là era a 1.800 metri. Si stava in maniche di camicia, giorno, notte, piova o non piove, era un clima però spettacolare. E lì sono rimasto 3 anni e mezzo. Il problema era, la miniera piccola, però con un tenore molto alto di valori, piombo, zinco, oro, argento, insomma una miniera da poter portare avanti. Però quel che è successo è un problema di frontiera fra il Perù e l'Ecuador, è stata una baruffa ahí, alcuni morti là, ma politicamente le cose non andavano bene. Come io mi sono sposato in Vulcani, ho portato anche la moglie là con il mio figlio piccolo, e ero peruviano per loro, no? E un giorno è arrivata la polizia e mi ha portato via. Le baruffe, Latino America. Sono tornato a Lima e mi hanno mandato una miniera Uchuchacua, che è una miniera più vicino a Lima, però a 4.500 metri, era la zona di castigo, dicevamo, per il suo clima. Mi hanno mandato là come vice direttore della miniera, una miniera di 700 al giorno, era una miniera più nuova, più moderna, la ultima che si è aperto dalla ditta. Sono stato un anno là come sottodirettore e da lì mi hanno mandato, era una miniera d'argento, no? D'argento, piombo, zinco, argento. Da lì sono ritornato a Vulcani, alla prima miniera di Bonaventura, come direttore. Era la miniera più importante della ditta. E sono rimasto là quasi 5 anni. Dopo 5 anni mi hanno mandato a Orcopampa, nel sud del Perù, una miniera d'oro, no? D'argento principalmente, poi è apparso anche un po' d'oro. Era una miniera antica però che stava modernizzandosi. Ho lavorato là 10 anni, forse i 10 anni più belli della mia carriera, anche per la gente molto, lavoratori veramente molto, molto leali. Mi è piaciuto lavorare a Orcopampa. Abbiamo passato anche crisi, non avevamo più minerali, una serie di cose, però il buon Dio ci ha aiutati, quando stava per finire, proprio a raccogliere le raspe, come si dice, abbiamo incontrato un'altra miniera lì vicino. Quello sì, mi ricordo, è stato un merito praticamente nostro, no? Di una miniera che ha prodotto, fai un po' di numeri, 4 milioni, al giorno d'oggi ha prodotto 4 milioni di once di oro. Quello lo moltiplichi per $1.500 ogni oncia, un mucchio, e realmente con quel denaro Bonaventura è cresciuta in forma esponenziale perché si è fatto socia di 2 grandi miniere, una d'oro in Cajamarca, Yanacocha, che è arrivata a produrre 3 milioni e mezzo di once di oro all'anno, e Cerro Verde, che è una miniera di rame vicino a Arequipa, nella zona della miniera di Orcopampa.
proprio fine del 98 mi hanno cambiato di nuovo alla miniera di Ucciuciaco. Questa era la politica della ditta, era ogni 5 anni più o meno cambiare, rotare. Questo era buono perché portava fuori dalla routine alla persona. Si cominciava in un altro con la stessa politica, però con altri problemi e tutto. Per questo che uno è stato tanti anni anche con la stessa ditta. E allora sono tornato a Ciacqua. E da lì ho lavorato 4 anni e ho lasciato la mina con 10 milioni di once all'anno. In quel momento era la quarta miniera d'argento del mondo. Come produzione d'argento, non come sottoprodotto, perché c'erano le grandi miniere, diciamo, a cielo aperto, che come sottoprodotto c'erano 2 che producevano di più. Però in quel momento era la quarta del mondo. Non era poca cosa. E lì ho lavorato fino al 2003 e da lì mi hanno chiamato a Lima all'ufficio principale per aiutare il direttore generale che stava solo là facendo i salti mortali, perché avevamo 6 miniere andando, no? Direttamente, cioè 6 miniere e vari progetti. Alla fine eravamo direttamente in Buenaventura 14.500 persone che lavoravamo in Buenaventura. E a partire del 2007 mi hanno dato l'incarico dei progetti. Tutti i progetti di Buenaventura li vedevo io, fino al 2013 che sono andato in pensione. Poi la meccanica mi piaceva, è la mia specializzazione, diciamo così, dentro la ditta, gli argani per l'estrazione e le pompe. E allora quando c'era quel problema di pompaggio, chiama Mario, c'era un problema che anche fino adesso, che stando in pensione sempre mi chiamano sempre nella ditta e ho fatto consulenze a altre ditte anche stando in pensione, a sistemi anche grandi, miniere grandi proprio, però sotterraneo. Le miniere a cielo aperto sono delle cave per me, non mi comportano molto interesse perché è matematico, no? Mentre che la miniera sotterranea tu porti via 10 tonnellate al giorno, per dire, devi trovarne 11, altrimenti la miniera si ferma e non sai mai cosa c'è dopo la volata. Tutti i giorni cambia la miniera, tutti i giorni. Quello che tu pianifichi oggi, domani non serve più. Bisogna, no? Perché la montagna non è di cristallo, non si vede. Mentre il cielo aperto fai un mucchio di perforazioni, poi modelli il sistema, un computer e avanti. L'unico che fa dopo uno che con un computer vedere che tutto sta d'accordo al programma, nient'altro. Quello non è fare il miniere è sotterraneo. Ecco.